Adesso noi vorremmo, grazie a Giancampione, grazie alla sua voce, siamo quasi in chiusura di trasmissione, ecco, vorremmo dedicarvi una bella Ninna Nanna. È una Ninna Nanna che Giancampione naturalmente ha trovato nella sua ricerca, effettuando la sua ricerca nell'ambito delle tradizioni popolari, ed è veramente proprio bella. Quindi ascoltiamola assieme e poi passeremo, come si suol dire, ai saluti. La Ninna Nanna di Giancampione. Totoneggio chianci chianci voli l'anaca mezzo l'aranci. Totoneggio arridi voli l'anaca mezzo l'olivi. Ninna oh, dormi e fa la vovò. Totoneggio non voli dormire, vastunate certo avaviri. Dormi, dormi, Totoneggio, figliuzzo mio, quando si beggiù. Ninna oh, dormi e fa la vovò. Sant'Antonino calati calati, caiulannaco e voi lo guardati. Vi li porto domani li sciuri, se mi faciti sto gran favore. Ninna oh, dormi e fa la vovò. Ninna Nanna, Giancampione, grazie anche a te. Adesso dicevo siamo proprio in chiusura di trasmissione, ma siamo, sì appunto, vieni Giancampione, viene anche Bernardino, alzatevi. Dicevo siamo in chiusura, quindi io vorrei invitare qui in rappresentanza di tutto lo studio il nostro regista Gianni Bracceri e Pino Simonaro. Venite ragazzi, assieme a loro. Auguriamo buon Natale a tutti, a Paolo, a Totò, ad Alessandro Giuliana che è in regia, agli altri tecnici che non ci sono oggi. Auguriamo buon Natale a tutti quelli che ci hanno seguito. Certo. Noi ci rivedremo mercoledì prossimo. Vieni Gianni. I nostri ospiti naturalmente prima di tutti, Bernardino Giuliana, Giancampione. Ciao ecco Gianni. Grazie della bella musica. Auguri, ecco. Buon Natale. Pino Simonaro non arriva, ma arriverà. Gli vogliamo bene. Noi ci vediamo la prossima settimana, mercoledì prossimo riprenderemo il nostro dialogo. Sì, ricordiamo che domani mattina allora potrete rivedere la puntata sulle tradizioni culinarie, quindi sulla cucina, sulle ricette della notte di Natale e del Natale, poi rivedrete questa lunedì, anzi martedì mattina, e invece quella di... non ci capisco più, insomma, la vedete lunedì e martedì mattina e poi mercoledì torneremo in diretta. Auguri! Buon Natale! Buon Natale!